Buonasera Spalletti. Prima ancora di parlare della partita, di parlare della partita, i tifosi del Napoli in settimana si sono posti un interrogativo. Koulibaly gioca o non gioca? O non gioca? Non so se lei è in grado di sciogliere questo dubbio o se ce lo vuole sciogliere oggi. Ma mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto se io dovessi scegliere di farlo entrare fin dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, basta guardare anche quello differente, non voglio soltanto parlare di calcio, basta guardare quello che ha fatto lui nella finale, quando ha vinto la Coppa. La prima cosa che ha fatto dopo aver vinto è andato a salutare gli avversari e per primi quelli che avevano sbagliato il rigore degli avversari. Per cui è proprio lo spessore dell'uomo, oltre che le qualità del calciatore, che sono una cosa differente. Tutti avremmo scelto di fare qualcosa di diverso. E per noi lui è differente, ma c'è da tenere presente anche quello che hanno fatto in tutti questi giorni che lui ha giocato questa Coppa, in quel periodo anche che si era infortunato prima della Coppa, e il rispetto che va tenuto verso di loro, verso il gruppo. Per cui da un punto di vista mio è facile, perché tutto quello che faccio bene, in questo caso. Però si aspetta domani a dire la formazione. Va bene, allora questo dubbio lo scioglieremo domani. Non ci sono dubbi però, almeno insomma, per la stragrande maggioranza delle persone, che questa sia una partita scudetto o che possa schiudere prospettive molto interessanti. È d'accordo? Ma è bene sempre precisare che poi l'obiettivo dichiarato della nostra stagione era di riuscire a mettersi di dietro alcune delle più forti del campionato e cercare di rientrare poi fra le prime 4, rientrare in Champions League. Sappiamo però che vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso anche quest'altro obiettivo. Questa è un po' una figata come situazione, perché poi ci ha fatto passare una settimana con il sorriso sulla bocca e questo sorriso probabilmente si è mantenuto anche durante la notte mentre dormivamo senza accorgercene, perché poi questa posizione, questa situazione è quella che amiamo vivere facendo questo sport. Sport Italia. Buonasera mister, ecco, guardando la classifica le chiedo se si aspettava un mese fa di trovarsi in questa posizione, no? Rispetto anche al fatto di aver attraversato, chiamiamola così, una tempesta perfetta, perché sono state tantissime le assenze e le situazioni. Ecco, con quale consapevolezza arriva la squadra e soprattutto lei a questa sfida? Ma noi in quel momento lì che abbiamo avuto delle difficoltà, siamo rimasti capaci e coscienti di mantenere la schiena dritta su quello che deve essere il nostro lavoro, su quello che deve essere il nostro comportamento. Poi riuscire a portare a casa più punti possibile, però questo dipende sempre da quello che riesci
a portare a casa giorno dopo giorno. Si è detto più volte che ogni giorno mette in palio qualcosa da organizzare, da riuscire a portare a tuo favore. L'addizione di questi giorni poi fa sì che tu sia pronto in fondo alla settimana di giocare le partite. E come abbiamo quasi sempre detto, avere una rosa che poi, anche se cambia di qualche elemento, i calciatori sanno poi come fare da soli, anche durante la settimana della Juventus, dove tutti si diceva che probabilmente sarebbe stato meglio l'avessero rinviata la partita. Loro a me mi hanno fatto vedere il desiderio di volerla giocare quella partita lì, e attraverso questo desiderio poi che avevano di giocarla hanno fatto una grande partita, un grande risultato. Per cui io sono tranquillo, perché io vengo di conseguenza a quella che è la qualità dei calciatori e quello che è il valore delle persone che stanno dietro il calciatore. E io da questo punto di vista sono in una botte di ferro, insomma, ecco. Questo è un gruppo di quelli solidi, di quelli forti, un gruppo fantastico, che in questi anni ha fatto vedere che ci tiene a questa maglia, e probabilmente in questi ultimi anni ha raccolto qualcosa meno di quello che meritasse. Corriere dello Sport. Se il Napoli consente ne approfitto, ne faccio due, ma sono breve. La prima, Luciano, questa è una città che conosci oramai, un po' ossessionata dal ricordo di Orsato, l'ha rilanciata ieri mattina Ferlaino nell'intervista che ci ha rilasciato, parlando di episodio che un po' ha macchiato la storia più All'arbitro recente. dovevi? Sì, no, stavo parlando di Orsato. E in tutto questo si è andato ad aggiungere altro, no? I social oramai appartengono al nostro tempo, la foto di Doveri, che peraltro ritengo bravissimo insieme a Sozza, con questo trolle che insomma è fatto abbastanza curioso, anche divertente, niente di più, lungi da me l'idea di fare dietrologia. Ma questo genere di, come dire, impatto emotivo della città, della tifoseria, è un aspetto anche all'interno dello spogliatoio o non ci arriva? Secondo me non arriva neanche al calcio, però forse vi manca un passaggio su questo trolley, su questo... No, io lo so, forse vi manca un passaggio perciò non faccio dietrologia, lungi da me, ho detto. Perché forse non sapete, all'aeroporto poi lui, la finanza lo ha fermato. Veramente, gli ha imposto di aprire lo zaino. Era uno zaino frigo, c'erano dentro delle mozzarelle. Veramente, per cui... Arrivavano da Napoli? Certo. Non lo so, speriamo non si sappia in giro, insomma, ecco. Ci crede siano di Salerno le mozzarelle. Battipaglio Aversa non cambia. Come? Dico, Battipaglio Aversa non cambia il valore della mozzarella. Le mozzarelle sono mozzarelle, meglio Cioè, regalarle, si mangia a noi. Non si scherza. Dopo aver sdrammatizzato, continua a sdrammatizzare. A 2 anni di distanza, per Spalletti, questa partita, in questa condizione, in questo clima, perché oggi Spalletti a Napoli è un rimpianto, cioè se parli con la gente magari fosse arrivato prima e Spalletti ha avuto qualche opportunità, ma questa condizione sa di rivincita personale, ammesso che alla nostra età esistono. No, ma io non ho da fare nessuna rivincita e non ho nessuna condizione ottimale personale. Io vado dietro quello che deve essere poi un modo corretto di lavorare, di chiamarsi professionisti e soprattutto devo essere fortunato di trovare dei calciatori che la pensano allo stesso modo e che mi danno la possibilità di fare bella figura, perché poi dipende sempre dai calciatori. Questa è una gara importante e l'importanza di una partita come questa equivale al tempo
impiegato precedentemente, i sacrifici fatti precedentemente per poterci arrivare a giocarle queste partite qui, perché forse qui può essere richiamato la fatica fatta a Dimaro oppure le giocate fatte a Castel di Sangro, e siamo partiti da lì e quei periodi, quelle giocate tornano utili in questi confronti, ecco. Le carriere di tutti dipendono, di tutti noi, dipendono anche da queste gare qui, per cui ci teniamo moltissimo, come è corretto che sia, e per me non sarà una rivincita, una rivalsa, perché io lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo e che so quanto stimano me, ecco. Repubblica. Eccomi, buonasera. Volevo chiedere, al di là dei numeri attuali, che distanza c'è tra Inter e Napoli? Ma loro spesso abbiamo parlato di questo condominio, loro sono l'amministratore di questo condominio qui, perché sono una squadra attrezzatissima, non a caso sono i campioni in carica e probabilmente li troveremo un po' arrabbiati per quello che è stato la sconfitta del derby, la troveremo furiosa, la troveremo come le squadre di razza fanno quando perdono, perché odiano perdere, ecco. Noi li rispettiamo, però non deve cambiare quello che è il nostro nome, il nostro atteggiamento. Parlando stamani con la squadra gli ho detto, vi faccio una confidenza, ho detto noi dovevamo essere bravi a giocare la partita di Venezia come se fosse l'Inter, adesso dobbiamo essere bravi a giocare la partita dell'Inter come se fosse il Venezia, perché cambia il nome delle squadre ma non deve cambiare quello che è il nostro atteggiamento, non deve cambiare quello che è il rispetto verso la nostra gente, verso chi ci vuole bene, verso chi ci ama, verso chi ci viene a sostenere anche domani. Noi possiamo anche perderla qualche partita, ma assolutamente non possiamo tradire sotto l'aspetto di quello che sono i nostri comportamenti, la nostra ricerca, la nostra qualità che abbiamo, la dobbiamo sempre esibire, ecco. E poi naturalmente mi aspetto l'Inter che conosco. Loro hanno delle caratteristiche dove sono più forti di noi, hanno delle qualità dove sono più forti di noi, ma noi abbiamo altre cose dove siamo più forti di loro, per cui ci sarà da vedere chi riuscirà a portare il discorso più dentro le proprie qualità e le proprie caratteristiche. Corriere della Sera. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiederle se, a proposito della rabbia della squadra di razza, se la partita dell'andata può essere presa come riferimento, come tutto quello che non bisognerà ripetere, perché almeno da un certo punto in poi forse quella partita il Napoli è stato messo sotto più che nelle altre sconfitte poi che ci sono state dopo. Non so se è d'accordo e non so se quella partita può essere presa come riferimento per non ripetere determinate cose. C'è stato un passaggio fondamentale lì che quando abbiamo tentato di riorganizzare un po' la squadra, dopo il 2-1 abbiamo preso questo 3-1 in contropiede, per cui quello lì ha fatto venire fuori la differenza. Abbiamo perso qualche palla di troppo, come dice lei, in quella partita lì la squadra non è riuscita, come dicevamo prima con Azzi, non è riuscita a portare il discorso sulla sua qualità, sulle sue caratteristiche. Se con l'Inter la mettiamo
di una seconda palla continua o di un contrasto continuo hanno più fisicità di noi, vincono loro. Se invece noi riusciamo a mantenere più il possesso palla di loro e a mantenere l'ordine per sopperire a quelle vampate che hanno di giocatori veloci, soprattutto sulle fasce, nei ribaltamenti d'azione, allora può nascere un discorso interessante della gara, ecco. Lì abbiamo perso troppi palloni e l'abbiamo gestita meno bene di quello che sappiamo fare, e quella forse è la differenza a cui lei faceva richiamo nella domanda. Prego. Gazzetta dello Sport. Volevo restare, buongiorno, legato a questo concetto, cioè l'impressione, al di là dell'aspetto puramente tattico o strategico, che la squadra sull'1-0 si sia un po' seduta, cioè gli sia mancata la continuità di stare sul pezzo sempre quella partita sui 90 minuti, cioè il centro della partita lo ha lasciato anche per la forza dell'avversario, mica per volontà propria, in mano. Poi nel finale, quando ha ripreso, è stata capace anche di arrivare vicinissima al 3-3. Ecco, forse è quello l'ulteriore step da fare, cioè mantenere nei grandi match 90 e passa minuti di concentrazione feroce. Può essere questo? Noi dobbiamo essere o mantenere quella calma che ci fa richiamare meglio quella qualità che abbiamo. Noi riusciamo ad essere feroci fino a un certo punto, perché non abbiamo la fisicità di quelli feroci, non abbiamo le caratteristiche di quelli feroci, però abbiamo... Sicuramente l'Inter, se si guarda lo sviluppo delle partite, è una squadra più feroce di noi in alcuni momenti della gara, e ti arriva addosso con più forza e ti arriva addosso. Prego? Allora ne hanno diversi calciatori di grande livello, come li abbiamo noi. In quel momento lì, dopo l'1-0, abbiamo tentato di mantenerlo, però abbiamo perso qualche palla di troppo. Come dicevo prima, io quella partita ce l'ho chiara in testa, perché per andare a rianalizzare questo incontro qui abbiamo preso quella lì, ora non abbiamo preso soltanto il derby, perché quella è la partita poi dove c'è il riferimento maggiore, ci siamo noi, e l'ho rivista bene, per cui passa sempre da lì, passa da quella che è la nostra capacità di evidenziare quelle che sono le nostre qualità, quello che è la nostra caratteristica maggiore per fare il risultato, ed è quella di gestire bene la palla, di fare della partita più possesso, oltre quello di non dimenticarsi che poi bisogna andare dietro la linea difensiva, e se questo si fa qualche volta velocemente non gli si dà tempo agli altri di rimettersi a posto da un punto di vista tattico e da un punto di vista di compattezza di squadra, e cercheremo insomma di farle tutte e due queste cose qui, ecco. Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio mister. Ieri Matteo Politano ai nostri microfoni ha detto: domani, o meglio sabato, contro l'Inter dovremo giocare una partita con grande lucidità e cattiveria dal punto di vista naturalmente dell'agonismo. Sono due aggettivi, due parole che magari ha usato anche lei nel corso di questa settimana per caricare i suoi ragazzi, o che magari userà domani nel discorso pre-gara. È così, ritorno a quella partita lì, loro aggressivi e cattivi, noi calmi e forti. E Politano ha detto giusto, ci vuole equilibrio in tutte le situazioni di scorrimento di partita, ci vuole testa calda, testa accesa sempre, con
cervello acceso si fa più strada durante il giorno, per cui cervello acceso sempre, insomma, uguale dentro le partite, dove poi la giocata... noi non ci chiamiamo Napoli per caso, ci chiamiamo Napoli perché in tutto quello che facciamo dobbiamo avere questa creatività, questa qualità superiore alla media che fa parlare di noi. E qui parlo anche della città, non solo della squadra. In questo caso la dobbiamo riportare nel calcio e dentro il rettangolo di gioco. La seconda, velocissima, Victor Osimhen non è ancora riuscito a segnare contro una delle 3 big del nostro campionato, Milan, Inter e Juventus. È un ragazzo molto molto competitivo. Ne avete parlato di questo aspetto, magari ci avete scherzato su per alleggerire un po' anche la voglia di Osimhen di sbloccarsi anche contro una di queste 3 squadre. Domani magari facciamocelo giocare contro, perché se non gioca è difficile faccia gol da casa. Per ora ha giocato quel tempo lì contro di loro, quell'altro non l'ha giocata e ora si vedrà nelle prossime, insomma, ecco. Canale 21. Di gesti. Mister, eccoci qua. Allora, lei ha detto contro il Venezia sarà una partita tosta, contro l'Inter sarà una partita importante. Ora sta parlando di lucidità, di calma. Mi lasci sdoganare questa parola. Servirà Kazim per battere l'Inter? Sì, quella è una delle cose più riconosciute nel calcio, perché poi è un termine che rende bene l'idea, oltre che essere un termine napoletano, per cui noi abbiamo diversi di termini che rendono bene e che potremmo portare nel vocabolario. Serve anche quella, serve il livello di personalità, serve il pensiero sempre della stessa cosa di tutte quelle persone che amano questi colori e che ci vogliono bene, per cui soprattutto è a loro che noi dobbiamo rendere qualcosa in funzione di affetto ricevuto, in funzione di sapere che c'è lo stadio pieno per quelle che sono le possibilità, ci riempie ancora di più di gioia, ci riempie ancora più di difficoltà, perché vogliamo fargli vedere che meritiamo il loro contributo, il loro sostegno. E qui però bisogna dirlo che poi in questi periodi siamo in difficoltà per via del Covid, per via di tutti evidenziano le proprie difficoltà e nessuno fa niente per gli altri pensando alle altre. Questa volta la società però ci ha pensato, perché De Laurentiis ha abbassato drasticamente i prezzi e ha fatto qualcosa per capire la difficoltà della gente in questo momento qui e a comprare dei biglietti anche, perché c'è la gente anche in difficoltà di comprare i biglietti. E sono convinto che però poi questo sarà una scelta giusta per riaggregare tutto quello che è il nostro entusiasmo e per ulteriore forza da avere anche nelle partite dove ci sarà un ampliamento di questa disponibilità allo stadio. Ecco. Canale 8. Buon pomeriggio. Con il recupero di quasi tutta la rosa può ricominciare ad utilizzare in maniera ancora più proficua i 5 cambi che hanno un po' cambiato, no? Il modo di fare calcio. Questo potrà essere determinante, e quanto potrà esserlo, sia nella partita di domani che nel prosieguo della stagione? Grazie. Questo è un vantaggio in più. Noi abbiamo sempre lo stesso obiettivo
di essere il miglior Napoli, al di là di chi ci abbiamo a disposizione, l'obiettivo è sempre quello lì, per cui se ci viene a disposizione qualche calciatore in più, e l'importante è avere quelle 5, 6, 7 possibilità di sostituzione, che tu possa scegliere qualche ruolo e che tu possa arrivare a farle tutte e 5 di un certo livello, le sostituzioni, ecco. Per cui questo ci rende ulteriormente forti e ci fa piacere di avere tutta la squadra a disposizione. Il Mattino. Quasi tutta la squadra a disposizione. Eccoci qua. Buongiorno mister, prima ha parlato dell'importanza del palleggio per cercare, ecco, di mettere sul tavolo quelle che sono le vostre maggiori qualità. Quindi è fondamentale, saranno fondamentali i duelli a centrocampo, guardando anche all'avversario, che so l'importanza di Brozovic e guardando i suoi elementi. È lì che potrà risolversi la gara o quantomeno avere un'accelerata importante. Ma da tutte le parti che poi diventano importanti i duelli, perché quando poi gli si va addosso, se riesce a sradicargli la palla, poi è un'occasione che hai. Se proprio in funzione di quello a cui si faceva riferimento ora della partita d'andata, Zelinski prima di andare a fare gol fa quell'aggressione verso l'avversario, gli sradica la palla e poi si ritrova la palla per calciarla, per cui quando inizia l'azione sulle fasce l'Inter c'ha 2 cursori che, se gli si fa prendere velocità, diventano poi dei calciatori fortissimi. Allora andargli addosso in un certo modo, o riuscire a difendere dentro l'area di rigore sulle palle inattive, dove ti vengono questi 5-6 calciatori di 1,85 m, 1,90 m a saltare o di più, ridiventa un altro momento, un altro passaggio fondamentale della partita, per cui bisogna saper fare tutto, bisogna saper soffrire quando loro saranno bravi e bisogna saper poi essere così creativi e così fantasiosi da saper eludere la loro fisicità in difesa quando ci abbiamo palla noi, insomma. Napoli Magazine. La crescita di Fabian Ruiz e Zielinski in termini di personalità, quanto ha inciso nel recuperare i punti persi a dicembre, anche grazie poi alla personalità vista da gente come Mertens, che entra e ti dà il passaggio decisivo per chiudere la partita? Quindi ti facilita le scelte questa crescita generale anche dei calciatori che magari non hanno tanta appariscenza sui titoli dei giornali. Nell'ultima partita la loro crescita, più o meno il loro grafico, ha avuto una linea orizzontale, non si è elevata come mi aspetto che lo faccia invece la partita con l'Inter, per cui sono 2 che sanno dare un contributo sotto l'aspetto di quelle qualità che dicevamo prima. Sono 2 che conoscono il calcio, tutte e 2 sanno giocare a pallone e tutte e 2 in determinati momenti possono essere quelli che danno l'impennata o che danno la vampata di scelta che ti fa trovare la soluzione, insomma, ecco. Per cui sono d'accordo con lei, sono 2 calciatori forti. Pianeta Napoli. Stesso Mertens, ci metterei anche Insigne, ormai ci siamo, mettiamoci anche lui, visto che è quello che mi fa stare più tranquillo ora, quando c'hai il pallone mettiamoci anche Lobotka. Di Lorenzo non lasciamo a parte perché lui tanto fa sempre così, per cui ormai fa più notizia, perché va come un treno sempre, arriva all'allenamento, entra dentro il corridoio e aggredisce tutti anche nel corridoio quando arriva, per cui... Sì, mister, buongiorno.
L'Inter, come ha detto lei, è una squadra molto forte fisicamente, bravissima a chiudere le azioni con i quinti. Nulla togliendo ai nostri ragazzi per qualità tecnica, parlo della catena di sinistra costituita da Insigne e Mario Rui, magari potrebbe esserci l'idea di mettere almeno nel ruolo di esterno basso un ragazzo più strutturato, più bloccato? Grazie. Se si mette quello più strutturato e più bloccato, si perde la qualità del professore che abbiamo lì a sinistra, perché Mario Rui con la palla al piede è un professore, è quello che fa più passaggi, è quello che non perde mai palla quando la palla gli capita dai piedi, e per cui intanto vai a fare un danno a quella, pensando di migliorare sotto una qualità, vai a fare il danno a quella che è la tua prima qualità. E oltre ad essere Mario Rui un calciatore che ha questi numeri in fase di possesso, è uno di quelli che corre più di tutti. Da un punto di vista di resistenza, Mario Rui è uno dei calciatori più resistenti che abbiamo. Insigne il capitano, e fino a che dimostra quello che ha dimostrato fino a questo momento qui, in tutto quello che è il suo repertorio calcistico, nella disponibilità anche ad abbassarsi a recuperare qualche palla, come ha fatto anche domenica, l'ultima partita a Venezia, quello è il suo ruolo. Calcio Napoli 1926. Salve mister, buongiorno. Abbiamo detto proprio che l'Inter tende a dominare, non però come fa il Napoli con il possesso palla, bensì con questo mettere la partita nel proprio trend personale, nel proprio DNA, quindi parliamo che allunga e allarga completamente il campo, dove poi lì ha dei giocatori bravissimi, sia fisici che tecnici. Le chiedo se magari i 3 punti del Napoli non possano passare per un Napoli stretto e corto, e come questo magari si può coniugare con Osimhen e la sua profondità. Grazie. È una considerazione giusta quella che fa lei, cioè per palleggiare bene, per tenere palla bisogna essere molti intorno alla palla, bisogna sapere ed essere abituati a toccarla poche volte e a mettersi dove si trovano gli spazi. Deve essere una squadra liquida che si va poi a posizionare dove c'è lo spazio, perché è un po' come quando si fa un pavimento che si butta per terra e si mette a posto da solo in base a quello che è lo spazio che trova. Poi ci vuole qualcuno che fa la cosa inversa e che ha questa facilità di attacco alla profondità, che inverte o che permette di fare non sempre la stessa cosa, ecco. E Osimhen per noi diventa fondamentale per le caratteristiche che ha, proprio per questo motivo qui, mentre tutti poi tendono a venire incontro, a prendere palla sui piedi, lui è quello che inverte questa tendenza e che va a strappare dietro la linea degli avversari.